Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, tanta la cronaca in primo piano, e andiamo subito a Vicenza, dove lo vedo già pronto per noi il nostro Daniele Garbin. Parliamo di uno sversamento di cloro in piscina con 15 persone intossicate. Daniele, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, questa mattina è questa notizia saliente, insomma, che viene proprio dal quartiere, ricordiamo San Pio X, alle mie spalle la piscina di via Giuriato, una piscina affollatissima solitamente adesso nel periodo estivo anche da parte dei centri estivi. Ricordiamo questa mattina erano circa oltre un centinaio sicuramente, tra soprattutto bimbi di vari centri e utenti che erano qui a trascorrere una giornata proprio alla ricerca un po' di fresco per il caldo, e improvvisamente per causa che è ancora in corso di accertamento, alle mie spalle vediamo ancora i vigili del fuoco, c'è la Polizia di Stato, il Dipartimento di Prevenzione che cercano di far capire che c'è stato questo sversamento probabilmente nell'operazione di caricamento del cloro proprio come sistema di depurazione della piscina. In quel momento si sono sollevati pare dei fumi, testimonianze insomma parlano di questo momento di tensione, ovviamente comprensibile. E subito l'evacuazione dei bambini con l'apprensione anche degli animatori e dei responsabili. Questa situazione insomma, è stata grave, soprattutto i testimoni parlano di aver visto anche questi bambini che avevano occhi irritati, addirittura schiuma alla bocca, insomma qualcosa che aveva immediatamente allarmato. Ecco, diciamo che il bilancio l'hai tracciato tu un attimo fa, e l'US nel frattempo insomma, ha consolidato quello che è il bilancio della situazione. Lascerei le parole allora ad Alberto Rigo, il direttore sanitario dell'Uslotto, per fare un bilancio di quello che è successo questa mattina. Questa mattina si è verificato verso un centro estivo di Vicenza uno sversamento di cloro. A causa di questo sversamento è stato allertato il 118 che si è recato prontamente nel posto e ha trattato 15 utenti, di questi 6 bambini e 9 adulti. I sintomi presentati sono sintomi leggeri che non destano preoccupazione, sono stati trattati prontamente sul posto, hanno presentato una sintomatologia che va dall'irritazione cutanea all'irritazione del congiuntivale all'irritazione delle prime vie aeree, cioè lacrimazione, senso di secchezza della cute e tosse. I pazienti sono stati portati per sicurezza al pronto soccorso di Vicenza e qua sono in stato di osservazione. Ecco, ovviamente è una situazione che ha creato apprensione, diciamo subito, ovviamente gli impianti sono stati evacuati, in questo momento sono chiusi e si sta appunto ancora verificando quello che può essere successo, può essere accaduto. I vigili del fuoco proprio sono lì che stanno bonificando l'area, soprattutto per capire anche, abbiamo anche un furgoncino, probabilmente quello che trasportava il cloro. Mentre aspettavamo qui insomma il collegamento, abbiamo visto anche in via Vai alcuni genitori che ovviamente comprensibilmente erano preoccupati e quindi chiedevano informazioni. Pare che le persone non intossicate, tra cui anche i bambini, per precauzioni siano stati comunque portati all'aperto in un parco qui del quartiere, ovviamente oltre a quelli che intossicati che sono al pronto soccorso. Noi andremo anche a sentirli eventualmente, poi per l'edizione di questa sera vi terremo aggiornati sull'evoluzione di quello che sta succedendo qui. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie davvero a Daniele Garbin. Come avete sentito, ovviamente ulteriori notizie rispetto a questo fatto di cronaca nel corso dei nostri telegiornali. Rimaniamo nel Vicentino con la tragedia a Sossano, dove un bracciante scomparso nel nulla è stato ritrovato morto in un campo di mais. Gli investigatori non escludono nessuna pista, ovviamente indagini serrate. La scomparsa, l'angoscia, poi il dramma. È stato trovato morto in un campo di mais. Tutto accade nelle campagne di Sossano, nel Basso Vicentino. I carabinieri stanno indagando sulla fine misteriosa di un bracciante liberiano. Michael Tony aveva 43 anni, lavoratore serio, meticoloso, ed è questo che ha allertato subito chi lo conosceva. L'ultima volta in cui è stato visto era il 26 giugno, quando ha terminato la giornata di lavoro. Poi più nulla, scomparso. Alle chiamate il cellulare suonava ma non rispondeva nessuno. Strano.
inusuale per uno come lui. Tanto che il 1° luglio il titolare dell'azienda per cui lavorava, Michael Tony, si è presentato in caserma dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Poi ieri mattina la svolta in un campo di mais spuntato qualche giorno prima con un macchinario. La lavorazione andava terminata manualmente, ma quando i braccianti sono arrivati sul posto si sono imbattuti in un corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione. A Sossano sono accorsi i carabinieri del nucleo investigativo provinciale. La vittima è stata riconosciuta grazie ai documenti che aveva con sé. Nelle tasche dei vestiti sono stati trovati anche il cellulare con le batterie ormai scariche e una ventina di euro. A quanto parrebbe, da un primo esame effettuato sul cadavere dal medico legale, la data del decesso sarebbe compatibile con quella della scomparsa. Il corpo, rimasto esposto prima al caldo soffocante e poi alle piogge violente degli ultimi giorni, non ha permesso riscontri certi sulle cause della morte. Non sono state riscontrate ferite evidenti, ma solo l'autopsia potrà dare le prime risposte. La procura ha aperto un fascicolo, ma per il momento la morte del bracciante è ancora un giallo. Ed ancora cronaca, è stato denunciato per omicidio stradale ed omissioni di soccorso il 16enne responsabile dell'urto che ha provocato la morte di Paolo Michelin, il 62enne morto mentre spingeva a mano la sua bicicletta a Cereda. Si era presentato in caserma spontaneamente. Aveva ammesso di essere lui ad aver urtato col suo scooter Paolo Michelin, il 62enne che a quanto pare stava spingendo a mano la sua bicicletta in via della Madonnetta, a circa 200 metri da Contrada Pettenello. Il giovane, dopo un giorno di silenzio, era andato dai carabinieri di Valdagno accompagnato dai genitori per raccontare la sua versione dei fatti. Sia lo scooter che la bicicletta della vittima sono stati posti sotto sequestro immediatamente. Informata la Procura della Repubblica dei Minori di Venezia, il giovane è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il 16enne dopo l'urto si era allontanato, ma è da accertare oltre alla dinamica anche se e quanto fosse effettivamente consapevole delle conseguenze dell'incidente, visto che la vittima nel cadere avrebbe poi battuto fatalmente la testa. Adesso toccherà alle autorità competenti ricostruire cosa sia accaduto in quei frangenti drammatici dell'incidente e la colpevolezza del 16enne dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. Insomma, il procedimento non è concluso, ma i carabinieri ricordano ai giovani di non allontanarsi mai dal luogo quando si è coinvolti in un incidente stradale e anche quando si è estranei ai fatti è indispensabile prestare sempre il proprio soccorso a chi è in difficoltà. Ed ora andiamo subito nel Trevigiano, dove si sono verificati 2 infortuni sul lavoro grave. Ce ne parla il nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno, la linea a te. Buongiorno Daniela, buongiorno anche da parte di Edoardo Paris, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Una mattinata davvero nera sul fronte della sicurezza sul lavoro nella Marca trevigiana. 2 incidenti nell'arco di 3 ore con gravi conseguenze. Il primo all'alba in questa azienda, siamo in via Postumia a Ponzano Veneto, la Kistrac, siamo in piena zona industriale. Poco dopo l'alba, alle 6:20, un 63enne caduto dall'altezza, sarebbe caduto dall'altezza di 2 metri mentre stava operando su di un macchinario per la frantumazione degli inerti. Ha sbattuto violentemente la testa a terra, è stato subito soccorso dai colleghi che, capita la situazione, hanno allertato immediatamente gli operatori del SUEM 118. Sono arrivati i sanitari e poi di lì, chiaramente trattandosi di infortunio sul lavoro, i tecnici dello Spisal, dell'ULS 2 e i carabinieri del comando di Montebelluna. Chiaramente si sta capendo cosa sia successo, resta il fatto che questo ricoverato all'ospedale Cafoncello in gravissime condizioni con un trauma cranico. La prognosi, ci riferiscono per il momento gli inquirenti, è
è riservata. Quindi in questo luogo questa mattina il primo incidente. 3 ore dopo, alle 9:30, un altro allarme, e siamo in grado di mostrarvi le immagini della ditta Bresolin di Vederago. Da qui è partito il secondo allarme di giornata relativo a un elettricista anche lui caduto da un'altezza questa volta di 3 metri. Ha riportato delle contusioni, pare delle ferite, era cosciente ed è stato chiaramente soccorso dagli operatori del SUEM 118. L'ospedale di Mestre, con un stato fortunatamente di media gravità, quindi 2 cadute dall'alto, 2 dinamiche molto simili. La prima qui a Ponzano con conseguenze particolarmente gravi che saranno da monitorare per tutta la giornata. Stiamo aspettando anche di capire, Daniela, se qualche titolare, qualcuno qui dove siamo arrivati minuti volesse appunto parlarci e raccontare quello che è accaduto. Resta la piaga degli incidenti sul lavoro, tanti, troppi anche in questo popolo d'estate in tutta la Marca trevigiana. Ovviamente i carabinieri con i tecnici dello Spisal stanno indagando su un doppio fronte. Per il momento è tutto, non ho ulteriori aggiornamenti da darti. Con Edoardo Paris da Ponzano, via Postumia. È tutto, a te la linea, Daniela. Grazie davvero a Christian Arboit, Edoardo Paris per questo collegamento. Purtroppo una piaga, lo ha detto il nostro Christian Arboit, quella degli infortuni sul lavoro. Ne registriamo sempre tanti, troppi, di cui dobbiamo parlare. Ce n'è stato anche uno nel Padovano a Codevigo, con ferito un operaio di 61 anni. Sono ancora gravi le condizioni di un operaio di 61 anni che ieri pomeriggio è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto a Codevigo. L'uomo, originario di Ravenna, è stato colpito alla testa da un palo di cemento mentre stava posando dei cavi elettrici in un terreno agricolo di via Tito Livio. Durante la movimentazione un palo di cemento si è sganciato dall'imbragatura e ha colpito al volto e al petto l'operaio. I colleghi hanno subito dato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito d'urgenza il 61enne nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Le condizioni dell'uomo sono ancora molto critiche. Le indagini per ricostruire quanto è accaduto sono affidate ai tecnici dello Spisal dell'USL Euganea, che dovranno verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. E parliamo ancora di infortuni gravissimi sul lavoro. C'è stato sciopero davanti alla Salgame di Tezza sul Brenta, dove la settimana scorsa ha perso la vita un operaio di 48 anni, finito in una cisterna di resti animali mentre stava lavorando. Per noi sul posto Vanessa Vanzato con il contributo tecnico di Andrea Benetti. Giornata di sciopero alla Salgame di via Brenta di Tezze, con me Giacomo Parolo della Federazione Lavoratori Agro dell'Agroalimentare della CGIL. Com'è stata questa giornata di sciopero dopo il decesso, dopo la morte del lavoratore 48enne la settimana scorsa? Beh, intanto vediamo che è una giornata grigia, e grigia anche a livello di umore, perché ogni volta che muore una persona, un lavoratore o una lavoratrice, è una sconfitta da parte dello Stato e di tutta la classe politica e di tutti quanti noi. Avete fatto un'intera giornata di sciopero, però voi dite basta piangere una persona una volta che è morta, e poi si torna tutto come prima, quindi la sicurezza deve essere fatta, ma deve essere fatta in maniera concreta. Assolutamente sì, i morti continuano a incrementare, siamo a un più 5% nei primi 5 mesi del 2025, quindi è ora di dire basta agli slogan, è ora di iniziare a disturbare chi fa, perché c'è chi fa seguendo le regole e chi probabilmente fa senza seguire le regole. Questo messaggio però deve essere lanciato sia ai datori di lavoro ma anche ai lavoratori, cioè bisogna creare davvero un senso di consapevolezza proprio anche nei lavoratori di quanto è importante seguire i vari corsi di sicurezza, seguire tutte le procedure, anche se magari a volte si storce il naso perché magari si allungano i tempi e quant'altro, però sono fondamentali perché in ballo c'è la vita. Assolutamente, il super profitto, la super produzione non devono passare davanti alla
della sicurezza, bisogna avere anche il coraggio di dire no. Noi siamo qui come sindacato per aiutare i lavoratori a rialzare la testa e a poter dire anche di no e non sempre sì e sottomettersi a delle regole che non sono scritte magari da nessuna parte, a costo magari di rimetterci la propria vita. Quali sono i prossimi passi vostri? Beh, noi continueremo a denunciare, ad essere presenti sul territorio, faremo assemblee su tutte le aziende e cercheremo di sottolineare ulteriormente, ma l'abbiamo fatto anche durante la campagna congressuale e durante il referendum. Continueremo a battere, probabilmente cercheremo di migliorare il messaggio affinché venga recepito meglio, ma io credo che debba intervenire anche qualcun altro più in alto. Basta dare indicazioni, ci vogliono regole e finanziamenti, bisogna finanziare gli organi che vigilano, in questo caso, ma magari un esempio stupido, lo Spisal ha bisogno di persone a livello numerico, ma anche di finanziamenti per poter svolgere nel miglior modo il proprio lavoro. Avete fatto lo sciopero oggi qui e anche nella sede di Campagna Lupia. La partecipazione, l'adesione dei lavoratori com'è stata? Beh, a Campagna Lupia non possiamo dire che sia andata male, anzi, qui i lavoratori hanno partecipato, chi da casa, chi magari in presenza, e ci fu un vecchio pensatore sardo che disse una volta: io odio gli indifferenti. Io non voglio ripetere quella frase, però se penso a uno sciopero simile organizzato 30-40 anni fa, io credo che questo piazzale sarebbe stato pieno di persone, anche di lavoratori di tantissime altre aziende, perché quando muore una persona, come dicevo prima, è una sconfitta di tutto lo Stato. Che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Siamo di fronte a un'epoca buia, probabilmente anche triste, dove prevale l'individualismo, l'io, e l'errore più grande è quello di pensare che è successo a qualcun altro, non capiterà mai a me. Io invito le persone a guardare negli occhi i propri figli o le persone che amano e fermarsi a ragionare un attimo prima di compiere certe azioni e di dire sempre sì. Ed è l'occasione anche però per ricordare questa persona che a 48 anni ha perso la vita e lascia una moglie e 2 figli piccoli. Sì, Abdelmajid. Io sono andato a trovare i familiari e ho visto anche i bimbi, mi viene anche la pelle d'oca, perché un domani bisognerà spiegargli perché il loro papà non c'è più, quando cresceranno. Dunque avete sentito ovviamente le parole di questi colleghi e insomma la disperazione per un'altra, l'ennesima purtroppo morte sui luoghi di lavoro. E noi ora ci spostiamo nel veneziano perché parliamo di un'inchiesta importante, l'inchiesta Palude. È stata rimandata ancora l'udienza per il patteggiamento di Renato Boraso. Ci parla di questo la nostra Ilaria Marchiori. Lo scorso maggio era stata rinviata ad oggi invece è stata nuovamente rinviata al prossimo 9 settembre alle ore 10 l'udienza per la decisione sui patteggiamenti per l'ex assessore del Comune di Venezia Renato Boraso, agli arresti domiciliari e i 2 imprenditori Fabrizio Ormenese e Daniele Bricchese nell'ambito dell'inchiesta Palude. Questo per permettere all'ex assessore Boraso di trovare gli ormai famosi 400.000 euro che sono stati concordati appunto con il patteggiamento e che ancora non sono stati recuperati. Dunque il rinvio è proprio per permettere di recuperare questo denaro. I PM infatti contestano questa cifra di tangenti ottenute dall'assessore in cambio di favori alle imprese che si rivolgevano a lui per avere informazioni privilegiate per quanto riguarda bandi e appalti, ma la difesa sostiene che si tratti invece di pagamenti delle imprese avvenuti attraverso regolari fatture alla Stella Consulting di Boraso con tanto di IVA e che di conseguenza la cifra da restituire alle casse pubbliche andrebbe comunque ridotta a 300.000 euro. Ricordiamo anche che il legale dell'ex assessore Boraso, l'avvocato Umberto Pauro, ha concordato con i pubblici Ministero Terzo e Baccaglini una penna di 3 anni e 10 mesi per i 12 episodi di corruzione che la procura contesta appunto a Boraso. Dunque anche oggi non sono emerse particolari novità, non ci resta che attendere la prossima udienza che, ricordo ancora, si svolgerà il 9 settembre alle ore 10 qui nel Tribunale di Venezia. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero alla nostra Ilaria Marchiori, ed ora parliamo di un argomento che sta suscitando non poche polemiche, quelle degli studenti che non si presentano all'orale avendo raggiunto la maturità, avendo raggiunto il punteggio sufficiente negli iscritti. Ce ne parla la nostra Valentina Visentin da Padova, la vedo già sullo schermo. Valentina, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno da Padova, siamo all'esterno del liceo Fermi, da dove tutto è cominciato con Gianmaria Favaretto che è qui con me. La protesta degli studenti per l'esame di maturità contro il sistema dei voti. C'è una sorta di effetto domino con un terzo caso che arriva sempre dal Veneto, perché dopo Gianmaria di Padova, Maddalena Bianchi di Belluno, anche a Treviso si è registrato il caso di uno studente che si è presentato all'orale ma ha rifiutato di sostenere la parte orale, avendo già acquisito un punteggio sufficiente per essere promosso. Si tratta di uno studente del liceo classico Canova di Treviso che, appunto, avendo già raggiunto e superato i 60, che è il voto minimo per l'esame di maturità, si è presentato davanti alla commissione e ha deciso di boicottare l'esame orale, non sostenendolo e motivando appunto la sua scelta, come Gianmaria e Maddalena da Belluno. Dunque un terzo caso che arriva dal Veneto, poi sentiremo anche le dichiarazioni e la risposta del ministro Valditara, ma intanto ricostruiamo con il nostro servizio anche la vicenda di Maddalena Bianchi di Belluno. Una maturità diversa. Dopo Gianmaria, ecco Maddalena, un'altra studentessa, ha deciso di presentarsi all'esame di maturità, rifiutando però di sostenere il colloquio. È accaduto al liceo scientifico Galileo Galilei di Belluno, frequentato da Maddalena Bianchi, che ha scelto di non affrontare l'esame orale. Un gesto inaspettato il suo, ma tutt'altro che improvvisato. Davanti alla commissione, Maddalena ha spiegato le sue ragioni con parole semplici ma forti. Ero preparata, ma in questo modo mi sono tolta un peso. Una rinuncia consapevole, come ha poi raccontato, nata da un rapporto complesso con l'esperienza scolastica, non una protesta aperta, ma un momento di sincerità. Qualche prof ha capito, ha detto, lasciando intendere che il messaggio è arrivato a destinazione. Ora Maddalena guarda avanti, nel suo futuro c'è l'università e in particolare il sogno di studiare astronomia. Un gesto, il suo, che divide, ma che apre comunque una riflessione sul significato della scuola e del modo in cui viene vissuta dagli studenti e che fa discutere i docenti. Su Orizzonte Scuola parla il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che propone che tutte le prove, incluso l'orale, diventino obbligatorie per rispetto delle regole e per evitare fenomeni di emulazione. La prova orale, ben inteso, è obbligatoria per tutti, ma in casi eccezionali e con punteggio già garantito, uno studente può decidere di non affrontarlo, purché il punteggio minimo della sufficienza, 60 su 100, sia già garantito. E avete sentito il caso di Maddalena Bianchi di Belluno. Non è mancata nelle scorse ore la replica del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha detto che non sarà più possibile fare scena muta all'esame di maturità come forma di protesta. Dopo i casi dunque veneti, il ministro dell'istruzione parla di una riforma dell'esame che non si chiamerà più esame di Stato ma semplicemente maturità, e contemplerà appunto la possibilità di bocciare lo studente che si rifiuta, che fa scena muta all'esame orale, non perché non sa rispondere alle domande della commissione, ma come forma di protesta o di non collaborazione. Quindi sarà possibile bocciare lo studente. Questo ovviamente è previsto non per i casi già successi, ma per quelli futuri come riforma. Ma questa presa di posizione del ministro ovviamente ha alimentato le polemiche, e qui con me c'è Viola Carollo della Rete Studenti Medi del Veneto, che ovviamente avete commentato queste dichiarazioni del ministro, non hanno di certo disteso gli animi. No, sicuramente non hanno aiutato. Diciamo che la protesta di questi ormai 3 ragazzi ha lanciato un segnale importante e ha sottolineato ancora una volta che sulla pelle degli studenti questo sistema di istruzione e di valutazione non funziona. La risposta del ministro ci lascia interdetti, soprattutto molto delusi. Si cercava sicuramente un confronto che così verrà a mancare. Purtroppo questo ministero sceglie ancora una volta la lingua della minaccia, della repressione,
nei confronti degli studenti. Crediamo che così non si potrà andare molto lontani. Da tempo come Rete Studenti Medi siete critici con il sistema dei voti che creano insomma molta ansia negli studenti e vi state battendo per sensibilizzare anche insomma a questo strumento del voto. Sì, crediamo che spesso in un sistema che si basa interamente sulla meritocrazia, e lo dice anche il nome di questo ministero che è cambiato recentemente, è diventato dell'istruzione e del merito, la valutazione sia fin troppo centrale, ci si concentra più sull'essere eccellente, sul prendere un 10 piuttosto che su quello che effettivamente il voto significa e su quanto ci sia una crescita personale dietro. Questo fa stare male gli studenti e crediamo che la scuola debba fondarsi su un altro sistema. Qui con noi c'è anche Gianmaria Favaretto, il primo caso veneto, il primo studente insomma di padovano che ha deciso di boicottare, usiamo questo termine, in realtà la tua è stata una protesta anche ben motivata davanti alla commissione. Ti aspettavi la risposta, la presa di posizione del ministro Valditara? Allora, io avrei sperato in una risposta diversa da parte del ministro. Speravo che la mia scelta potesse creare un'occasione per discutere di un problema di cui appunto si parla già da tempo. Io non sono stato il primo, già l'anno scorso 3 ragazze, non mi ricordo, di Venezia avevano protestato e quindi questo è sintomo che qualcosa non funzioni in questo sistema e appunto speravo si potesse discutere, ma insomma dalle istituzioni abbiamo ricevuto diciamo la porta chiusa. Ecco. Non un'apertura al dialogo che era quella insomma in cui speravi? Quello in cui si sperava, sì. Ringraziamo Viola e Gianmaria, vedremo se ci sono altri casi in Veneto, ormai sono gli ultimi giorni degli esami orali di maturità, intanto la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Valentina Visintin, grazie ovviamente ai suoi ospiti. Noi continuiamo, rimaniamo nel padovano con la cronaca, minacce alla polizia, nuovo striscione comparso proprio a Padova. Il questore aumenta la sicurezza nelle sedi della polizia e delle forze dell'ordine. Uno striscione di minacce alla polizia è stato rinvenuto dalle volanti della questura durante un controllo del territorio a Padova. Lo striscione bianco era appeso lungo passeggiata Miolati alle spalle dei giardini dell'Arena. Sul telo di grandi dimensioni c'era scritto Awad Mohamed Attia, fuoco alla polizia. Al centro dello striscione il simbolo della A cerchiata riconducibile ai movimenti anarchici. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Digos che hanno rimosso lo striscione minatorio e avviato gli accertamenti per identificare gli autori del gesto. Un'esplicita minaccia che fa riferimento all'arresto avvenuto lo scorso 23 giugno del 34enne cittadino egiziano accusato di strage politica che in 2 occasioni a febbraio aveva dato fuoco a decine di auto della polizia del commissariato di Albano Laziale, oltre ad aver tentato di incendiare le auto della compagnia dei carabinieri di Castel Gandolfo. Il questore di Padova ha immediatamente disposto la sensibilizzazione e l'intensificazione delle misure di vigilanza alle sedi della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine e sensibilizzato le misure di autotutela per tutti gli operatori di polizia. Solidarietà alla polizia è stata espressa dal sindaco di Padova Sergio Giordani. Le deliranti scritte rinvenute stamane sono gravi, inquietanti e da non sottovalutare. Tutta la città è vicina e solidale a chi ogni giorno si impegna e rischia per garantire la sicurezza della comunità, ha detto il primo cittadino in una nota. Un ispettore della sezione volanti della questura di Padova è stato condannato per falso e peculato dopo l'arresto di uno spacciatore. Condanna ridotta in secondo grado da 2 anni e 2 mesi ad 1 anno e 6 mesi per un poliziotto delle volanti di Padova, ora in pensione. L'uomo è stato denunciato per essersi intascato alcune dosi di cocaina e dei contanti durante un'operazione antidroga. Il caso è legato all'inseguimento di uno spacciatore. Insieme ad un collega, infatti, erano riusciti a raggiungere l'uomo e ad afferrarlo per la giacca. Il pusher, però, era riuscito a sfilarsela e a fuggire. Nelle tasche alcune dosi di droga e dei contanti. Il poliziotto, però, non l'ha inserito tra gli oggetti sequestrati e si è portato tutto a casa. La cosa non è sfuggita al collega che era con lui e ha segnalato il tutto ai superiori che hanno portato il caso al sostituto procuratore Sergio Dini.
Il poliziotto si è difeso dicendo che avrebbe usato la giacca, le dosi e i contanti come prove nel caso di un nuovo arresto dello spacciatore. Ed ora andiamo nel Trevigiano, vi facciamo vedere le immagini di un ecovandalo che è stato però pizzicato dalle telecamere di videosorveglianza che ci sono ovviamente un po' in tutte le zone. Guardate, insomma, sacchi neri che vengono messi proprio di fronte a questo cancello. Lui ovviamente non sapeva di essere ripreso, invece è stato pizzicato, è successo all'esterno dell'ecocentro di Via Piave e il sindaco dice, dopo una serie di abbandoni di rifiuti di diverso tipo, ovviamente l'amministrazione comunale ha controllato e le ha pizzicati, ovviamente saranno multati, e poi l'appello insomma ad evitare questi episodi, perché poi insomma la situazione è quella che vedete, oltre a abbandonare i rifiuti si rischia una multa fino a 500 euro, oltre poi a dover scaricare, riprendersi i rifiuti e gettarli nei posti appositi. Noi rimaniamo nel Trevigiano e parliamo dello scandalo delle cittadinanze facili. Si rivela una bolla di sapone, perché il GUP di Treviso ha assolto con formula piena gli 8 imputati di quello che era stato descritto come un sistema illegale, coinvolti 2 agenti di polizia locale del comune di Crocetta del Montello e 6 intermediari. Per la sindaca è la fine di un incubo. Si tratta di una sentenza importante per noi, perché dimostra che in questa vicenda il Comune e i suoi dipendenti si sono mossi con professionalità. Tanto si è scritto e tanta sofferenza c'è stata tra questi uffici. Adesso basta, adesso il problema è risolto. È la fine di un incubo per Marianella Tormena, la sindaca di Crocetta del Montello, comunità finita nell'occhio del ciclone per quello che sembrava uno scandalo, quello sulle cittadinanze facili concesse a oriundi di origine brasiliana, e invece gli 8 imputati per falso ideologico, 2 agenti di polizia locale e 6 intermediari di agenzia sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Così ha deciso il giudice per l'udienza preliminare, emettendo una sentenza di non luogo a procedere. Tutto finisce clamorosamente così come era iniziato. Stando all'impianto accusatorio di Procura e Guardia di Finanza a Crocetta, tra il 2018 e il 2022 era stato messo in piedi un vero e proprio sistema. Da un lato gli intermediari che avrebbero avuto canali privilegiati in comune, dall'altro gli agenti di polizia locale che con troppa disinvoltura attestavano il requisito della dimora dei richiedenti, inducendo in errore gli stessi colleghi dell'anagrafe. Ma qui sta il punto, e sarebbe quello dirimente. Fino a qualche mese fa l'elemento della residenza per l'ottenimento della cittadinanza non era necessario. C'è stata una errata lettura di quella che è la legge e la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza. Un'errata lettura del requisito, lo ribadiamo, della residenza. Della residenza, esatto. Oggi il legislatore ha cambiato idea, ma dal 28 marzo del 2025, forse anche a seguito della sollecitazione da parte di alcuni sindaci. Nella premessa di questo decreto presidenziale si evidenzia la volontà che il riconoscimento della cittadinanza degli oriundi sia legato al territorio italiano. Sullo sfondo il business delle cittadinanze. Per ogni pratica le agenzie intascavano mediamente 3.000 euro, somma da moltiplicare per almeno 140 soggetti, a conti fatti un giro da oltre 400.000 euro. Anche qui però si tratta di una prassi adottata da tutte le agenzie operanti nel settore, proliferate negli anni. Le agenzie che svolgevano che aiutavano gli stranieri a ottenere il riconoscimento della pratica, del riconoscimento della cittadinanza per lo svolgimento dell'attività burocratica e amministrativa, avevano i loro introiti regolari e fatturati, ma il pagamento di un'attività lecita è assolutamente lecito. Sullo sfondo il recente dibattito politico sulla cittadinanza agli oriundi, che ha dimostrato tutto il caos normativo in materia, con l'assalto ai municipi, soprattutto a quelli più piccoli. Da questa vicenda abbiamo sicuramente imparato tanto,
però è anche costata tanto nel senso umano del termine. Io ringrazio veramente loro, perché anche in questi frangenti hanno saputo mantenere il dovuto equilibrio, e ringrazio i loro avvocati che li hanno difesi, perché è stato importante giungere a questo risultato. La prossima entrata in vigore di una nuova normativa rischia di far chiudere la maggior parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne maltrattate nel Veneto. Nella Marca, su 5 strutture presenti, 3 potrebbero cessare l'attività. All'indomani della sentenza per il femminicidio di Vanessa Ballan, il grido d'allarme delle cooperative. Il rischio è che a settembre le cooperative che lavorano in questi servizi debbano lasciarli, e quindi temporaneamente quantomeno verranno chiusi, e le donne non avranno più il loro punto di riferimento. All'indomani della sentenza all'ergastolo per l'assassino di Vanessa Ballan, la giovane mamma incinta del secondogenito uccisa nella sua casa a Riese Pio X, arriva l'appello delle cooperative del Veneto, allarmate per il rischio chiusura dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne vittime di violenza. Tutto ha origine da un provvedimento previsto dall'intesa Stato-Regioni del 2022. Prevede che chi può gestire centri antiviolenza, case rifugio, abbia da almeno 5 anni previsto nel proprio statuto come oggetto sociale l'attività di supporto, organizzazione e gestione dei centri antiviolenza e case rifugio, ma soprattutto che sia un'attività prevalente per l'ente. E questo mette in grossa difficoltà numerosi enti. Un'esclusività di attività che mette fuori gioco gran parte delle strutture gestite da cooperative multidisciplinari che, oltre che di violenza di genere, si occupano spesso, in collaborazione con i comuni, anche di problematiche dell'infanzia, adolescenza, disabilità, salute mentale, anziani. Nella Marca, dei 5 centri antiviolenza attivi, 3 sono a rischio chiusura, come buona parte dei 26 centri e delle 31 case rifugio presenti in Veneto. Negli ultimi anni, tra l'altro, si registra una sempre maggiore consapevolezza delle donne maltrattate dei servizi a loro disposizione, come testimonia la crescita degli accessi ai centri antiviolenza, saliti dai 6.000 del 2022 ai 7.000 del 2023. Sono numeri importanti, numeri che dicono che non possiamo lasciare le donne sole, e che quindi è necessario a tutti i livelli istituzionali che venga fatta un'azione presso il Ministero affinché si trovino delle soluzioni che permettano di dare continuità a servizi così importanti oggi per le nostre comunità. Rimaniamo nel Trevigiano. Domani alle 10:30 nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso i funerali di Roberta Carnelos, l'infermiera 46enne dell'ospedale San Camillo, morta domenica scorsa mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Corsica, stroncata da un malore improvviso. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità. La donna lascia il marito Maurizio e le 2 figlie di 11 e 8 anni, Chiara e Jessica Sofia. E ieri si sono tenuti i funerali di Andrea Falcone, il 19enne di Frescada di Preganziol, morto per un tumore alla schiena dopo un calvario durato 5 anni, la commozione di una comunità che la chiesa di Dosson non è riuscita a contenere. Ci si attendeva un miracolo che non c'è stato, o forse sì, ma non come ce lo aspettavamo. È il miracolo della fede che ha accompagnato Andrea Falcone fino al suo ultimo giorno, di un calvario durato 5 anni, quando ha scoperto un tumore osseo che non lascia scampo. Una fede rinnovata nel giorno dell'ultimo saluto nella chiesa di Dosson, che non è riuscita a contenere quanti hanno voluto condividere il dolore di mamma Grazia e Papa Vincenzo. E la commozione per l'addio ad un 19enne che si stava aprendo alla vita si è sentita anche nelle parole del parroco, don Adriano Fardin. E diceva: diamo qualità al tempo che ci rimane. E cercava di dare a tutti stimoli per vivere seriamente, intensamente. E diceva ancora: nell'autentica vera amicizia che si riconosce dal tempo, che dedichi agli altri rinunciando a te stesso. E poi arrivava anche a dire:
la sofferenza è lo strumento che ti permette di aprire gli occhi su un'altra dimensione. Se sei in Dio, sei con me, diceva loro. Se siete in Dio, siete con me. Saremo in Dio, Andrea, e saremo con te. La foto di Andrea, piccolo rugbista, la maglia delle giovanili di calcio dove Papa Vincenzo fa l'allenatore, poi il ricordo di parenti e amici per un giovane che ha saputo guardare oltre la malattia e la tristezza di un addio. Caro Andrea, voglio che questo giorno per te, come per tutti noi presenti, sia un giorno felice, dove ti ricordiamo tutti all'unisono, solo con un sorriso colmo di speranza e gratitudine, per ciò che ci hai insegnato e per ciò che in futuro continuerai a fare per noi. Migliaia sono le cose che ci hai trasmesso, ma il valore dell'amicizia e il vivere con la profondità la vita, senza superficialità, rancore, invidia e rabbia nei confronti altrui sono gli insegnamenti più importanti. La tua vita non è stata solo la malattia, anzi, in classe tra tutti noi eri il più vivo. Grazie Falco, perché con il tuo spirito combattivo e la tua tenacia ci hai insegnato tanto. Toccante l'esortazione finale da mamma Grazia, che ha rivelato di aver ricevuto per il suo compleanno un messaggio al telefonino, programmato da Andrea e arrivato il giorno dopo la sua morte. Andrea aveva capito che questa malattia non è per la morte, ma è per la vita. E se noi oggi ci disperiamo per il dolore, allora la morte sì che avrà vinto. Il lutto nel mondo della medicina. Veneto. È morto a Padova Federico Rea, originario di chirurgia toracica all'università, direttore della cattedra della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera di Padova e responsabile del centro trapianto di polmone. In una nota il direttore generale Giuseppe Dalbene esprime il suo dolore e quello di tutti i colleghi per la perdita del professionista, un pioniere capace di guardare lontano e di sperimentare strade innovative mettendo il paziente al centro, un medico di infinita umanità che ha considerato il suo lavoro come una missione da vivere ogni giorno con enorme passione e con assoluta dedizione, ha scritto Dalbene. Il cordoglio anche del presidente del Veneto, Luca Zaia, con la scomparsa del professor Federico Rea. Scrive in una nota: il Veneto e l'intero mondo della medicina italiana perdono uno dei protagonisti più autorevoli della chirurgia toracica. Il professor Rea aveva 68 anni, la chirurgia toracica da lui diretta anche nel 2024 si era confermata al primo posto per numero di interventi eseguiti per tutti i centri italiani di trapianto. Rimaniamo nel padovano con la cronaca, sempre in primo piano, grave atto vandalico a Montegrotto Terme, dove alcuni residenti di una via si sono svegliati con le auto danneggiate in modo pericoloso. I bulloni delle ruote allentati, la scoperta fatta una volta messa in moto l'auto, un atto vandalico che poteva avere conseguenze gravi. In via Enodio a Montegrotto Terme c'è preoccupazione tra i residenti. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni vandali hanno svitato i bulloni delle vetture in sosta. Tra le vittime anche il figlio di Gino De Paoli, che fa parte del gruppo di controllo di vicinato della zona. Si è accorto viaggiando, logicamente, è subito andato all'officina a far controllare, da lì si sono accorti che i bulloni erano svitati di 2 ruote, mentre c'è una signora che ha avuto tutte e 4, da quello che mi ha riferito, tutte e 4 le ruote con i bulloni allentati. Questo si può configurare anche come un tentato omicidio, non scherziamo su queste cose, perché un conto è rigare una macchina, rompere un finestrino, un deflettore o un retrovisore, ma quello che è grave è appunto aver fatto questo atto. Gli episodi potrebbero essere numerosi, l'appello dunque è quello a denunciare tutti i carabinieri per far partire le indagini. Io esorto i miei concittadini qui della via, che appartengono al controllo di vicinato, a denunciare alla locale stazione dei carabinieri. Se prima viene assicurata la giustizia a questi personaggi, che potrebbero essere dei ragazzi, dico io così, oppure delle persone malintenzionate che fanno queste cose, prima vengono assicurate la giustizia, prima ne va della salute di tutti. E noi rimaniamo a Padova per parlare di una situazione paradossale a cui si sono trovati i titolari di un bar pasticceria. Dopo 5 anni gli è stato intimato di togliere la pedana che veniva usata come plateatico.
5 anni fa avevano anche realizzato un video per presentare il nuovo plateatico, realizzato con le dovute autorizzazioni. Al momento del rinnovo dei permessi, dopo 5 anni, qualcosa però è andato storto. È stato tutto concesso finché dopo i 5 anni di autorizzazione bisognava fare un rinnovo di tutte le pratiche, ma la sovrintendenza ha deciso che non andava più bene. Quindi tutte le pratiche che erano già state confermate sia da loro, dalla mobilità e dal comune chiaramente, non andavano più bene. Lo spiazzo andava ridimensionato e uno spiazzo che è costato 25.000 euro. Siamo in via Michele San Micheli a Padova e l'amarezza per Giorgio Puliti, titolare di questo locale, è tanta. Ora la pedana che c'era è stata completamente smontata e buttata via, un investimento importante per una piccola pasticceria completamente gettato. Ha del paradossale per veramente un'attività che quei pochi risparmi li aveva investiti per fare qualcosa di bello e non abbiamo mai fatto nulla di né illegale e né pagamenti mancati, che quindi irregolarità, assolutamente no. Abbiamo sempre fatto le cose più giuste possibili, ma a quanto pare non vengono sempre ripagate e soprattutto, come abbiamo comunicato sui nostri social, le regole non sono sempre uguali per tutti. Quel che è peggio è che il diniego della sovrintendenza non è stato giustificato. Noi non abbiamo visto nessuno, ci è stato semplicemente detto che la domanda non era stata rinnovata, cioè la domanda fatta con Appe, l'associazione di categoria, non era stata rinnovata e che quindi dovevamo procedere nel ridimensionare gli spazi. Non ci sono giustificazioni, hanno scelto questo, cioè è una scelta totalmente soggettiva, hanno risentito tutti gli organi competenti, a quanto pare la viabilità non era neanche loro, non erano più d'accordo sul permesso che era stato dato probabilmente da alcuni loro colleghi, quindi nessuno si giustifica, è un parere soggettivo. Ed ora andiamo in Friuli Venezia Giulia, nuovo episodio di aggressione al personale dei servizi sanitari, questa volta oggetto dell'ira di un utente, una donna, in questo caso è stata un'addetta dello sportello del CUP dell'ospedale di Udine, il centro di raccolta prenotazioni. Alle 10 una donna apparsa in stato di alterazione per cause in corso di accertamento si è presentata davanti allo sportello e dopo aver prelevato il numero di ordine per essere ricevuta ed effettuare l'operazione ha tentato di scavalcare altri utenti che le erano davanti, creando scompiglio e caos. Una volta raggiunto lo sportello e chiede soldi alla nonna. La donna chiama il 112, la polizia arresta l'emissario incaricato di ritirare 10.000 euro tra soldi e gioielli. È stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa aggravata Alex Nikolic, 25enne di origine croata, residente a Borgo Veneto, in provincia di Padova, venuto in trasferta ad Udine con l'intento di mettere a segno, insieme ad un complice, una truffa ai danni di una signora di 73 anni residente in città. Il fatto è avvenuto mercoledì sera intorno alle 18. Poco prima, la vittima designata nel tentativo di raggiro aveva ricevuto una telefonata da una persona che si era spacciata per suo nipote. Nella conversazione, il finto nipote sosteneva di trovarsi nello studio di un notaio per sistemare una questione per un incidente che aveva provocato, chiedendole di mettere insieme tutto quello che aveva in casa tra soldi, gioielli e oggetti preziosi perché gli servivano 10.000 euro da dare all'automobilista danneggiato. I soldi sarebbe passato a prenderli il figlio del notaio. L'anziana si trovava in casa con la figlia e, avendo la certezza che al telefono non poteva esserci alcun nipote, le donne hanno contattato il 112. Dalla questura di Udine partono agenti in borghese che si appostano sotto la casa della signora. Qui entra in scena Alex Nikolic nelle vesti di falso figlio di un altrettanto falso notaio che si presenta all'indirizzo della signora per ritirare il malloppo, ma trova i poliziotti sotto casa. Accortosi di essere finito in trappola, Nikolic tenta la
la disperata fuga, che però dura poco, anche perché il giovane inciampa e cade, procurandosi qualche lieve ferita. Ammanettato dagli agenti e messo agli arresti, Nikolic è comparso davanti al giudice Matteo Carlisi per l'udienza di convalida e il giudizio direttissimo. Il giovane ha reso dichiarazioni spontanee dicendosi dispiaciuto per quello che aveva fatto e aggiungendo di aver accettato di partecipare al tentativo di truffa perché in difficoltà economiche dopo aver perso il lavoro. Il giudice ha convalidato l'arresto, stabilendo, come chiesto dal pubblico ministero, la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Borgo Veneto in attesa del processo. L'avvocato d'ufficio dell'imputato, Egle Commisso, ha chiesto un termine per poter studiare la miglior strategia difensiva e valutare eventuali riti alternativi. Si tornerà in aula a settembre. Ed ora torniamo in Veneto e torniamo a Treviso, anzi a Ponzano, per parlare ancora dei due gravissimi incidenti, infortuni sul lavoro. Per noi lo vedo nuovamente qui sullo schermo il nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno ancora, a te di nuovo la linea. Buongiorno di nuovo Daniela. Mi trovo ancora all'esterno della Chistrak, questa azienda di Ponzano in via Postumia, teatro del primo grave infortunio sul lavoro di questa giornata, una mattinata nera per la marca trevigiana. Come vi dicevamo all'inizio, il primo incidente qui questa mattina poco dopo l'alba, alle 6:20, un protagonista vittima, una 63enne che parrebbe essere caduto dall'alto e che si trova tuttora in prognosi riservata al Cafoncello. Il secondo incidente con protagonista invece un 53enne di Riese Piodecimo a Vedelago 3 ore dopo, all'interno di una ditta dove anche lì è caduto dall'alto, più o meno la stessa dinamica. Mi ha raggiunto, la saluto e la ringrazio, Francesca Cagnola, che è delegata funzionaria della FIOM CGIL, che ha appena incontrato i lavoratori della Chistrak, i colleghi di lavoro di questo 63enne. Innanzitutto, Cagnola, come ha trovato i colleghi? Buongiorno, i colleghi ovviamente li ho trovati scossi, come è assolutamente normale quando succede qualcosa del genere. Loro, quindi abbiamo fatto questa assemblea straordinaria, ci sembrava assolutamente doveroso e abbiamo parlato, come si fa insomma in queste occasioni, e all'unanimità della parte produttiva si è deciso di fare lo sciopero come solidarietà nei confronti del lavoratore e della sua famiglia. Quindi fra qualche minuto, dopo la pausa pranzo, scatterà lo sciopero per solidarietà nei confronti di questo 63enne. Esattamente, sì. Senta, questa è un'azienda sindacalizzata, siete presenti come FIOM CGIL e quindi questa mattina, non appena è successo il fatto, siete stati avvertiti. Come funziona in questi casi? Sì, c'è un contatto con l'RLS, che è responsabile della sicurezza, e appunto dopo un paio di telefonate abbiamo ricostruito un attimino il fatto, abbiamo sentito l'azienda e poi abbiamo pensato che fosse necessario fare quest'oretta di assemblea e sottolineare la problematica che c'è negli infortuni sul lavoro. È un tema di cui si parla tanto, purtroppo non si fa abbastanza e poi i casi succedono come oggi. Lo stillicidio appunto di queste ore lo confermano. Tra l'altro va detto anche questo, prima mi diceva Cagnola, questa è un'azienda sindacalizzata, è un'azienda che insomma che presta attenzione ai protocolli, dove c'è un'attenzione dal punto di vista della sicurezza, eppure anche qui possono accadere cose di questo tipo. Ecco, poi ci troviamo di fronte a un'estate difficile, il caldo in queste settimane non ha aiutato tra i tanti fattori. Ma io questo non lo posso sapere, però ad esempio questa è un'azienda che ha attivato un protocollo per il caldo, infatti il lavoratore non era in straordinario, era in anticipo di orario di lavoro, proprio per fare in modo che le condizioni fossero più accettabili. Quindi quando parliamo di sicurezza sul lavoro parliamo di un fenomeno complesso, ogni storia a sé, resta chiaramente uno stillicidio continuo che si registra anche nella marca trevigiana. E le chiedo, molto spesso la CGIL denuncia il fatto che ci sono pochi ispettori, pochi tecnici dello Spisal, è una carenza che avvertite? Sicuramente il fatto del numero c'è ed è un fatto, poi io penso che siano altre le figure, non io, che devono dare questo tipo di risposte. Mi fermo al mio.
Senta, allora, quindi riepilogando, questo pomeriggio sciopero per solidarietà, c'è anche questo strumento che può essere attivato e che serve per fare informazione e sensibilizzazione. Esattamente, sì. Grazie Cagnola, gentilissima, davvero. Chiaramente su questo episodio specifico stanno indagando i carabinieri e i tecnici dello Spisal, così come sta accadendo a Vedelago, dove si è registrato l'altro incidente alle 9:30, ma in questo caso ti posso dire che il 53enne che è caduto anche lì dall'alto da un'altezza di 3 metri, un elettricista di Rese Pio X, è cosciente e insomma le sue condizioni sono mediamente gravi, mentre l'apprensione appunto è per questo 63enne della zona qui di Ponzano, che appunto è in prognosi riservata al Cafoncello. Per il momento è tutto, Daniela. Con Edoardo Paris ti restituisco nuovamente la linea. Grazie davvero a Christian Arboit e anche a Edoardo Paris per il contributo tecnico. Noi andiamo avanti, apriamo la nostra pagina politica, parliamo delle elezioni regionali. Dopo l'ufficializzazione parla Giovanni Manildo, l'ex sindaco di Treviso, candidato presidente per il centro-sinistra. Finita l'epoca di uomini soli al comando e monarchi, è l'ora del dialogo, dice ai nostri microfoni. Sanità, imprese, ambiente, giovani, le priorità. Si parte con il tour elettorale. Manildo si dice pronto anche al derby con Mario Conte. Pronto, emozionato e onorato di essere il collettore di una collezione molto ampia, di essere riuscito a unire e di prendere il testimone di un percorso avviato che unisce le diversità, diverse visioni di Veneto e che ha voglia di costruire una nuova pagina. È finita l'epoca dei monarchi e degli uomini soli al comando, si deve inaugurare una stagione più partecipativa di un governo più condiviso. Emozioni private, obiettivi pubblici, queste le prime dichiarazioni da candidato presidente del Veneto per il centrosinistra di Giovanni Manildo, ospite della nostra emittente a San Biagio di Callalta. Unità, la parola più usata dall'ex sindaco di Treviso, avvocato, padre di 3 figli, anima dem proveniente dalla sinistra cattolica, con priorità ben chiare per il Veneto del futuro. Ambiente, giovani, lavoro e sanità. Giovani, dobbiamo dare dei motivi perché i ragazzi rimangano qui in Veneto e siano orgogliosi e felici e con una prospettiva qui in Veneto. Lavoro e sviluppo economico, perché deve crescere la capacità di creare lavoro delle imprese. L'ambiente, perché dobbiamo prenderci cura del nostro territorio, la transizione ecologica è una realtà. La sanità, la dico per ultima ma è fondamentale, dobbiamo avere il diritto alla salute per tutti, dobbiamo eliminare le liste d'attesa, dobbiamo garantire la dignità delle persone che lavorano all'interno della sanità, e questa è un'assoluta priorità. Contenuti e valori che saranno trasmessi nel corso di un lungo tour elettorale che toccherà territori, comunità e aziende. Il programma, fitto, fittissimo, è in corso di definizione, questione anche di metodo. È necessario un modello di governo partecipato. Mi posto questa esperienza da sindaco nel 2013 mi ero candidato con l'idea del sindaco di tutti, è un'idea che poi è passata ed è diventata anche un mantra anche di altre persone. È un'avventura sicuramente difficile, ma la consapevolezza che c'è la possibilità di scrivere una nuova pagina del Veneto è entusiasmante per me e per tutti. Quindi lei è stato il sindaco di tutti e lei sarà il presidente di tutti. Questo è l'auspicio ed è anche una ferma volontà. Insomma, lo slogan c'è già, restano da recuperare in termini di visibilità quasi 7 anni di assenza dal proscenio della politica attiva, ma l'ex primo cittadino trevigiano sembra non coltivare particolari ansie. Penso che non sia stato tempo perso, il tempo, sono tornato a fare il mio lavoro come avvocato, ho avuto la fortuna di occuparmi di temi importanti per la comunità, la costruzione di comunità energetiche, quindi progetti di innovazione sociale e ambientale. Sicuramente è un modo diverso di fare il servizio pubblico. Altro capitolo, la rappresentanza dei territori. Manildo risponde così ai mal di pancia iniziali dei Dem padovani e veronesi che volevano un loro candidato. Da campanellista dico che è bello che Treviso sia al centro dello scacchiere veneto, ma a parte gli scherzi, penso che i dibattiti interni portano sempre ricchezza. Quando si superano determinate criticità c'è sempre una proposta più consapevole. E a proposito di un presunto trevisocentrismo, l'apoteosi potrebbe arrivare con una sfida diretta contro l'avversario di una vita, quel Mario Conte che gli è succeduto alla guida del capoluogo della Marca, che se da un lato si è chiamato fuori dai
giochi regionali, dall'altro resta uno dei nomi sul tavolo. Lei la vede questa sfida? Giovanni Manildo, Mario Conte, è un déjà vu? Beh, sarebbe un derby e i derby sono sempre belli, perché vince lo sfavorito. Con Manildo abbiamo trovato l'unità mentre il centrodestra litiga, si prepara così alla campagna elettorale. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico in Veneto, che attorno al nome dell'ex sindaco di Treviso è riuscito a compattare il campo largo, ma su Manildo potrebbero confluire presto anche le forze moderate come Azione. Mentre il centrodestra continua a dividersi e a litigare ferocemente, noi, come coalizione di forze politiche e civiche del centro-sinistra, abbiamo individuato la nostra candidatura. Marca la differenza con il centrodestra il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella all'indomani del via libera ufficiale del Campo Largo alla candidatura a presidente della Regione del Veneto dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Coalizione di centro-sinistra compatta, si gioca d'anticipo. Noi siamo già pronti a partire più presto possibile. Naturalmente per farlo bisogna anche che venga fissata la data delle elezioni, che ancora invece Zaia e il centrodestra non hanno fissato. Tutt'altro che dettagli, mentre il cantiere Manildo non può dirsi ancora chiuso, si guarda le forze moderate, Azione e Italia Viva in particolare. Con le altre forze politiche come Italia Viva ed Azione è in corso questo confronto e naturalmente io mi auguro che dia esiti positivi per ampliare l'articolazione della nostra proposta politica. E su sanità e impresa, per esempio, sembra già esserci una convergenza con Azione. Nelle prossime ore i calendiani veneti conferiranno una sorta di mandato esplorativo al segretario Carlo Pasqualetto. Nicolò Rocco, che di Azione è il presidente regionale, detta una prima linea. Azione non fa parte del campo largo, che è un po' il campo che ha prodotto intanto la candidatura di Giovanni Manildo. Questo però non significa che noi non possiamo aggiungerci eventualmente in un secondo momento. Non nascondo che la candidatura di Giovanni Manildo è una candidatura che piace alla base di Azione ed è un profilo che può parlare e interpretare i temi che piacciono ad Azione, quindi lo sviluppo economico, la capacità di pensare a un Veneto non contro Zaia, ma un Veneto oltre Zaia. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Intanto buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Parleremo del Piave, ma prima continuiamo a parlare di politica, perché centrodestra completamente in tilt con il nuovo violento scontro tra Lega e Forza Italia. Flavio Tosi non ci sta, e su Pedemontana e Sanità conferma la linea, non esiste reato di lesa maestà nei confronti di Zaia, i dati parlano da soli. Per Roberto Marcato l'alleanza è finita. Abbiamo semplicemente dato dei numeri e evidenziato dei problemi che ci sono. Ripeto, non esiste reato di lesa maestà nei confronti del governatore Zaia. Ci sono tantissime cose che vanno bene, ci sono alcune cose che vanno meno bene. Le cose che vanno meno bene vanno affrontate e ovviamente ormai andranno affrontate dal prossimo governo regionale. Nonostante il fuoco di fila da parte leghista, Flavio Tosi non solo conferma quanto detto su Pedemontana Veneta e Sanità, ma rincara la dose. Forte fa intendere dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Innanzitutto quel disavanzo da 49 milioni di euro per il 2024 accumulato sulla superstrada a pagamento, definito una voragine, e poi appunto la sanità, con il peso crescente dei privati, soprattutto in certi ambiti, dalla dermatologia all'oculistica. La gran parte sono prestazioni che il sistema pubblico non riesce a erogare nei tempi e quindi uno va privatisticamente, e privatisticamente ha speso quasi 4 miliardi, che è una cifra mostruosa se si considera che la sanità pubblica veneta cuba 12 miliardi circa. Fendenti politici in un'estate già elettoralmente torrida, per il leghista Roberto Marcato l'alleanza è al capolinea. E se dobbiamo governare, immaginare di governare la regione Veneto con questi alleati, io francamente la vedo davvero dura. Cioè accusare
il presidente Zaia di lasciare delle voragini nel bilancio regionale è di una gravità inaudita. Spero che ci sia un chiarimento quanto prima, altrimenti, come vado dicendo ormai da mesi e forse da troppi mesi, è bene andare da soli, perché tanto mettetevelo in testa, vinciamo comunque. Chiaro? Tosi sembra non scomporsi, certo che gli scossoni non si tramuteranno in frattura. È il prossimo governo regionale, che ne dicano Villanova, che ne dica Marcato e qualcun altro, il prossimo governo regionale vedrà assieme Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in un rapporto diverso, in un rapporto dove ci si parla, ci si confronta, dove non c'è una parte della maggioranza a cui le cose vengono dette attraverso i giornali. E ci sono poi le dichiarazioni di Zaia, convinto che una sua lista possa valere il 45% dei voti, da sommarsi eventualmente a quelli del Carroccio, più che un'analisi, quella di Tosi, ha tutta l'aria di essere una sfida. Se fra Lega e lista Zaia sono convinti di avere più del 50% da soli, gli conviene assolutamente non stare a perdere tempo con Flavio Tosi e con Fratelli d'Italia, quindi con noi di Forza Italia e Fratelli d'Italia, e andare da soli e vincere tranquillamente, se quel dato è vero. Marco Della Pietra, uno scontro dall'interno insomma di centrodestra, nemmeno di Forza Italia e Lega, un commento rispetto a quanto sta accadendo? Io credo si tratti di schermaglie ferragostiane, sebbene siamo a luglio e non in agosto. Per cui ecco, io non darei tutto questo peso a questi eventi. Di fatto a me il tono di Tosi sembrava un po' più distensivo rispetto al giorno precedente, quando invece c'è stato l'attacco. Allora bisogna anche vedere chi sono gli interlocutori e soprattutto vedere la storia che c'è tra gli interlocutori. Che tra il governatore e Flavio Tosi non scorra buon sangue, mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, ma già da tempo. La storia di Flavio Tosi in Lega sappiamo quale sia stata, per cui ecco, io non ci vedrei un clima così rovente. Poi insomma anche Marcato sappiamo la personalità che ha, per cui sì, anche adesso che dice bene, per me si è rotta l'alleanza, già da mesi lo dico, sì, io ricordo che era uscito una volta lui che diceva che se quelli di Fratelli d'Italia volevano il candidato governatore a una festa paesana, aveva detto call e poi aveva detto una parolaccia, che De Carlo diceva, il mio coordinatore regionale diceva appunto piffero, quindi diceva col piffero che lo daremo a... Quindi sì, i toni coloriti di Marcato li conosciamo, ma ci sta insomma che ci sia anche questa così. Però rispetto alle elezioni regionali insomma... No, io sono convinto che si andrà assieme, e devo dire che da un certo punto di vista capisco anche il passaggio di Tosi, al netto adesso dell'analisi dei numeri e del discorso Corte dei Conti, Pedemontana e Sanità, il fatto che oggi come oggi i due partiti alleati in regione alla Lega di fatto non è che abbiano tanta voce in capitolo, è evidente, perché Forza Italia addirittura non ha nemmeno un assessorato, non mi pare, e Fratelli d'Italia sì, ha un assessorato e ha 5 consiglieri, ma di fatto poco influisce. C'è un clima che è un po', non dico etero-diretto perché mi pare anche brutto come termine, però di fatto insomma c'è un predominio che non ha portato a un grandissimo dialogo. Ecco, ci si augura che in futuro questo equilibrio sia un po' più equo, diciamo così, e quindi che si possa anche discutere. All'interno di una coalizione non c'è scritto da nessuna parte che si debbano avere le stesse precise identiche idee, ci si può anche confrontare, ci si deve confrontare, e io credo che dal confronto si cresce, altrimenti se è un monopensiero si rimane fermi. Andrea Martella diceva in un altro servizio poco fa, insomma, mentre il centrodestra continua a litigare, noi presentiamo il nostro candidato, che è Giovanni Manildo. Vabbè, ma questa adesso, se vogliono farcela passare come una gran vittoria, allora, con rispetto che nutro per Manildo, che ho conosciuto, è stato forse il primo sindaco che ho conosciuto dopo che sono stato eletto, uno dei primi, però
mi risulta che la dottoressa Viola abbia declinato l'invito qualche mese fa, che il buon Variati abbia fatto altrettanto, quindi non è che ci sia la fila, ecco, che smania per essere il candidato presidente del PD, per cui che non ce la vendano come una vittoria, come sta grande coalizione che ha trovato l'uomo giusto. No, sono andati in cerca, tipo, avete presente l'indovina chi? No? Che buttavi giù le tessere e ne rimaneva su uno. È rimasto Manildo, che secondo me in maniera anche del tutto intelligente, perché lui sarà sicuramente eletto consigliere. Cioè, quindi male che vada, lui sarà eletto consigliere senza nemmeno fare un giorno di campagna elettorale, perché gliela faranno gli altri. Insomma, c'è anche un po' di invidia da questo punto di vista, non di certo per la corrente di appartenenza, però sapete, fare una campagna elettorale da candidato presidente, cioè, presumo sia più semplice, ecco, che farla da candidato consigliere, questo ne ho quasi la certezza. Ecco. Come ultima domanda, manca ancora la data delle elezioni regionali, insomma si spera che arrivino, come diceva insomma Andrea Martelle, il prima possibile. Sì, allora la data interessa anche a noi, però quella è una cosa che ha di fatto in mano Luca Zaia, è lui che deciderà quando convocare le elezioni. Leggevo stamattina, e questo non per guardare in casa d'altri, perché sapete che non è mio costume, però leggevo stamattina un'intervista a Bano, non ricordo su che giornale, che diceva sì, a posto tutto, però diteci la data delle elezioni, cioè convocate queste elezioni che almeno sappiamo quando andare, anche perché se, come pare sia, dovrebbero essere nel 2025, cioè siamo a luglio, agosto, settembre, ottobre poteva esserci una data ad ottobre, perché dopo lo dico, ottobre o novembre. Adesso si è cominciato a parlare di ottobre perché? Perché in caso di elezione del nuovo Consiglio si poteva andare ad approvare il bilancio preventivo senza bisogno di incorrere nel regime, come si dice, nella gestione praticamente mensile del bilancio, perché se non lo approvi entro dicembre ti Quindi tocca. in teoria dovrebbe insomma essere ormai una questione di giorni per avere una data. Ma sì, secondo me è molto più importante la data oggi come oggi che non sapere chi sarà il candidato governatore del centrodestra, che sicuramente troverà la quadra attorno a qualcuno, quindi... E anche questo insomma è un nome che prima o poi dovrà uscire, ecco. Sì, però voglio dire, nel momento in cui tu sai quando saranno le elezioni, in ogni caso si comincia a lavorare, si comincia anche i nomi, poi dopo sappiamo anche quali sono, a meno che non ci sia uno scossone e succeda qualcosa, però quelli sono i nomi in campo. È evidente che noi di Fratelli d'Italia rivendichiamo una certa struttura, questo è poco ma sicuro, ma come gli altri partiti rivendicano un proprio ruolo, quindi lo dicevamo in tempi non sospetti. Guardate che anche la volta scorsa Zaia è stato scelto da Roma e non è stato scelto dalla signora Maria, cioè ricordiamocela sta cosa qua, perché dopo sembra sempre che il punto di vista cambi a seconda della comodità, no? E si strumentalizzi o si vedano le cose solamente a seconda del vantaggio che se ne trae, e invece non deve essere così, bisogna essere obiettivi ed oggettivi, perché ricordiamoci che la volta scorsa si voleva ancora Galan, no? Adesso ancora Zaia, magari la prossima volta se cambiamo no? Si vorrà quello che c'è, quindi fa parte del gioco. So benissimo che anch'io adesso magari a Spresiano, sì che bello se ci fosse ancora della pietra o se ci sarà ancora della pietra, poi però dopo magari arriva un altro e dopo diranno per fortuna che è arrivato questo al posto della pietra, cioè fa anche parte un po' del gioco, ecco, della politica. E noi chiudiamo la pagina politica perché parliamo del Piave, altro argomento insomma che sta facendo discutere, l'abbiamo visto non solo con le vittime purtroppo in territorio trevigiano all'inizio proprio di quest'estate, ma anche con persone che sono state salvate proprio perché erano andate a prendere il sole in un isolotto anche proprio alcuni giorni fa, mettendo insomma in moto tutto un apparato poi ovviamente dei soccorsi. Vediamo quindi com'è andata la riunione in prefettura in questo servizio e poi la ricommentiamo con il sindaco.
È vero che poi vi arrivano le cause per i morti? Beh, a volte è anche successo questo. Abbiamo anche delle cause aperte. Che il tema sia estremamente serio per la Regione lo conferma l'assessore alla protezione civile e all'ambiente, che racconta di cause giudiziarie in corso aperte per alcune delle tragedie che hanno insanguinato il Piave. C'è anche Bottacin al vertice dei sindaci in provincia, guidato dal prefetto. Troppe vittime, troppe tragedie sfiorate. Nasce un tavolo permanente che si riunirà già mercoledì prossimo. Si parte da 2 elementi chiave: massiccia campagna social e non solo per informare del pericolo e nuovi cartelli. Nell'immediato delle campagne informative attraverso i siti delle amministrazioni e i social, e nel frattempo andiamo anche a valutare e studiare i nuovi cartelli che dovranno essere apposti. Nuovi cartelli dunque più attuali e multilingue. Il sindaco di Spresiano va oltre e propone una soluzione shock alla Gentilini. C'è un linguaggio universale che va anche oltre il linguaggio e le lingue, che è proprio quello delle immagini forti. E credo che forse un teschio apposto su questi cartelli potrebbe essere molto più efficace rispetto a un messaggio, ecco. Un po' come ha fatto Gentilini? Assolutamente sì, un po' come ha fatto Gentilini sugli incroci pericolosi che ha messo i teschi e ha destabilizzato non poco. Un messaggio dirompente sui cartelli potrebbe essere utile. Impossibile e anche ingiusto per i primi cittadini adottare invece la soluzione drastica di chiusura di zone e recinzioni. Se dobbiamo ragionare in questi termini dovremmo mettere del reticolato dal Monte Paralba a Cortellazzo, non è una cosa fattibile, dobbiamo essere realisti e cercare di usare le armi che abbiamo a disposizione. Armi come ordinanze apposite che prevedano multe e sanzioni per chi le trasgredisce, tema che verrà messo sul tavolo la prossima settimana. Lo dobbiamo verificare per approfondire tutti gli aspetti giuridici. È un atto che abbiamo già visto emesso da altre amministrazioni comunali, di altre regioni, ma anche di questa. Resta tra i messaggi uno che li racchiude tutti e che va oltre il Piave. A ribadirlo è l'assessore Bottacin. Tutti i corsi d'acqua del Veneto non sono balneabili, quindi non si può entrare in acqua per motivi che sono legati a un rischio che è oggettivo. E quindi non solo dove sono accaduti dei fatti negativi, se non tragici, non si può andare in acqua, quindi questa è una cosa che esiste da tanto tempo, da anni, per cui io posso approfittare di voi per ricordarlo ai cittadini: non si va in acqua. Non si va in acqua, sindaco, eppure vanno in acqua, l'abbiamo visto addirittura dopo l'incidente mortale purtroppo accaduto sempre sul Piave, abbiamo rivisto la gente che addirittura si ributtava poco dopo in acqua, una situazione che è davvero difficile, di difficile soluzione comunque. Sì, assolutamente sì, non si va in acqua eppure la gente va in acqua. Non si fa sci fuori pista eppure la gente fa sci fuori pista, non si corre a 120 all'ora col limite di 50 eppure la gente corre a 120 all'ora col limite di 50. Qui capite che è un discorso culturale, non è un discorso di divieti, di cartelli, quindi si deve andare oltre e di fronte all'incoscienza e alla maleducazione poco si può fare. Però è giusto che si sappia, è giusto che la gente, anche che non è nata o che comunque non sa di cosa stiamo parlando, possa saperlo. Quindi la situazione è sicuramente impossibile da risolvere al 100%, è evidente. Però noi dobbiamo fare tutto il possibile affinché le notizie che abbiamo sentito in questi giorni, in questi mesi, possano essere limitate il più possibile. Perché oltre alle 2 morti, appunto, abbiamo avuto situazioni di rischio già nei giorni appena successivi, per cui capite bene che non c'è nemmeno la coscienza di quello che può accadere. Per cui vero che sarà molto difficile, vero è che abbiamo cominciato a parlarne e abbiamo cominciato a parlarne tutti assieme in maniera ordinata e omogenea, che credo sia la cosa più importante, perché spesso ogni territorio, ogni singolo andava in ordine sparso, vuoi per la morfologia stessa del territorio che in certi tratti della nostra Marca non ti permette nemmeno di raggiungerlo quasi il Piave,
vuoi anche per un discorso di poca conoscenza, ma io lo ammetto, io per primo da ignorante credevo che vi fossero delle aree balneabili, cosa che invece non è. In realtà sapevo che da me non era balneabile, ma immaginavo che magari da qualche altra parte lo potesse essere, anche perché nel corso degli anni, ormai sono 10 anni che sono sindaco, sono cose che si ripetono, no? Ogni estate, e ogni estate c'è qualcuno che dice è balneabile, qualcuno che dice no, non è balneabile, qualcuno che dice è balneabile ma a tratti, e quindi ecco adesso stiamo già fissando, ecco, dei paletti. E questo è già un buon sì, buon assolutamente inizio. sì, ma anche il fatto appunto di condividere e parlarne assieme. Allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio e torneremo a parlare poi di soluzioni per questo problema. Rieccoci nuovamente in studio, parlavamo del Piave, del divieto di balneazione per questo fiume, della pericolosità di questo fiume. Soluzioni, sindaco, perché poi ogni anno ci si trova di fronte alla stessa problematica e purtroppo alla conta poi delle vittime. Sì, allora una piccola premessa, non è il fiume ad essere pericoloso, è l'incoscienza e così la spregiudicatezza delle persone e a volte anche l'ignoranza, perché il fiume è fiume e l'area del Piave è una delle, parlo per Spresiano, è forse la zona più bella che ho io a Spresiano, quindi noi non vogliamo demonizzare assolutamente né il fiume né tantomeno quello che gli sta attorno, che è assolutamente da vedere, e a livello turistico credo che sia una delle cose veramente più belle e più di valore che abbiamo all'interno del nostro territorio. Noi stiamo demonizzando i cattivi comportamenti in ordine alla balneazione, quindi è giusto fare un distinguo. Detto ciò, cosa si può fare? Beh, intanto abbiamo condiviso il fatto di creare questo tavolo tecnico permanente con gli enti coinvolti, insomma con quelli che ci siamo trovati ieri in provincia, e già da mercoledì prossimo cominceremo a pensare a una campagna informativa ancora più forte di quelle che già sono state fatte, perché attenzione, diversi comuni hanno già messo in atto diverse progettualità, mettendoci anche dei soldi, quindi questo è giusto che si sappia, però ecco, non è mai stato fatto un qualcosa di univoco e secondo me è questo l'importante, per cui vedremo come impostare questa campagna di sensibilizzazione che deve prendere un po' tutte le fasce, che non deve riguardare solamente i comuni rivieraschi ma tutti i comuni della Marca Trevigiana e non solo, perché noi abbiamo anche gente da altre province e gente da altre regioni che si sposta sul Piave. Dobbiamo usare tutti i mezzi che abbiamo, quindi dai siti istituzionali ai social, alle TV, piuttosto che sentire qualche influencer, anche che a volte è un termine che sembra demonizzato, però di fatto per arrivare a determinate categorie sono utilissimi anche personaggi riconoscibili. E poi sicuramente anche la cartellonistica che dovrà essere cambiata, perché insomma, quella che c'è è vetusta, è posizionata anche in luoghi magari non proprio così visibili, invece dobbiamo far capire. Io poi, ieri ho detto il discorso dei teschi perché si parlava di cartelli multilingue, assolutamente corretto, ci sta, perché molto spesso chi è vittima di queste... chi è vittima, insomma, chi si mette in condizioni di pericolo e talvolta è vittima della forza, della pericolosità del fiume, non è italiano e non è nemmeno gente autoctona, parlo proprio a livello territoriale. E quindi sì, i cartelli, però ecco, un linguaggio universale più del teschio credo che non ci sia, che non servono neanche tante traduzioni quando anche vedi un teschio. Potenziare i cartelli sì, comunque, no, assolutamente sì, però anche lì devono essere cartelli che siano ben riconoscibili, quindi che siano standardizzati per tutti i comuni, non che si vada in ordine sparso, ecco. Poi dopo in ordine alle sanzioni e via dicendo, guardate, io adesso stiamo facendo alcune verifiche sulla normativa, però le sanzioni io non è che sia proprio un amante. È vero che
Però allora quando dici che sei pro sanzioni diventi uno che vuole far cassa, quando dici che sei contro le sanzioni ti dicono no, te gatto carga il taccuin, quindi sì, alla fine lì adesso vediamo, troveremo comunque un modo di agire comune. Ecco, sul fatto del pagare i soccorsi, come era stato così detto anche da Zaia, ma lo avevamo già condiviso anche tra alcuni sindaci, io su quello sono d'accordo, chiaramente solamente quando c'è dolo o c'è colpa, nel momento in cui succede l'incidente per sfortuna o anche per imperizia ma non voluta, lì insomma è giusto che ecco, non si paghi. La cosa importante, Sindaco, è che per la prima volta vi siete riuniti, per la prima volta state facendo qualcosa tutti insieme con la stessa insomma. Io credo che sia molto importante, ma guardate, in tantissimi ambiti ormai si è trasceso il confine, no? Il campanile, guai se non si fosse fatto questo salto. È vero che però per certi argomenti magari non che non fosse venuto in mente, ma si è posticipato o magari non si è avuta l'occasione, per cui io credo che sia un passo fondamentale quello della condivisione e anche dell'omogeneità di trattamento e anche di comunicazione, perché spesso si creano così cattive interpretazioni o insomma che rischiano poi di dire ma insomma il sindaco ha detto che è balneabile e ora mi vuole fare il bagno e il tuo ha detto di no. Certo. Cioè, si creano anche queste situazioni qua. Ecco, Sindaco, siamo insomma nel pieno dell'estate, già purtroppo 2 vittime, una era anche una bimba. Le tempistiche per arrivare insomma a potenziare la cartellonistica, mi rendo conto che insomma non è così facile, però guardate, io capisco anche i tempi giornalistici e ci mancherebbe altro, però guardate che già il fatto che ne stiamo parlando ogni giorno è già questa una bella campagna. Se ogni giorno quando apri il giornale leggi poi anche se magari le notizie non sono precisissime, capita, no? Oggi da una parte leggevo sanzioni di 500 euro, cioè piano, non abbiamo neanche mai parlato ieri di euro, c'è il margine dai 25 ai 500 che è la multa che può mettere un comune, però oggi per dire c'era il titolo, no. Ripeto, il fatto che comunque se ne stia parlando con questa frequenza, io credo che già sia un metodo per... non dico per scoraggiare, ma quantomeno per avere un po' di consapevolezza in più. Sui tempi, francamente, non so essere certo. Noi stiamo cercando, ieri c'era questa esigenza di dire sì, ok, per il prossimo anno saremo pronti, ma quest'anno intanto, e quindi cercheremo di fare sicuramente già qualcosa presto. È chiaro che sono cose che vanno strutturate, cioè io adesso... Non chiedetemi quanti anni sono che se ne parla ma che non si fa nulla, ma insomma credo che siano parecchi. Adesso che ne stiamo parlando ci vorrà qualche tempo per arrivare a regime, ecco. Sindaco, grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Siamo arrivati al termine, ringrazio anche Tony Esposito e Andrea Basso, i nostri registi che ci hanno seguito fin qua. A me non rimane che salutarvi, grazie davvero a tutti quanti, arrivederci.